Una vera bomba ha appena scosso Napoli questa sera e ha confermato ciò che molti tifosi pensavano fosse solo una voce impossibile: il Napoli ha davvero trattato per Neymar. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale sul nostro amato club, portando come sempre le informazioni più calde ed esclusive direttamente dai retroscena. Il nostro impegno è quello di tenerti sempre informato su tutto ciò che può cambiare il futuro della squadra. Quindi lascia subito un like al video e iscriviti al canale, perché arrivano grandi novità. Dopo la notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, è stato il turno del rispettato giornalista Massimo Sparnelli, ex addetto stampa proprio del Napoli, di confermare la storia che ha lasciato il mondo del calcio sotto shock. Durante il programma Tifosi Napoletani, trasmesso da TV Luna, Sparnelli ha rivelato che il club partenopeo ha effettivamente aperto delle trattative con Neymar Jr. durante l'ultima finestra di mercato estiva. Secondo lui, i contatti ci sono stati. Sono stati seri e hanno coinvolto direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Antonio Conte. Il Neymar al Napoli. Sì, ci sono state delle trattative, posso confermarlo. Naturalmente si tratta di una questione del passato, ma il contatto c'è stato durante il mercato estivo, ha dichiarato Sparnelli, assicurando che l'interesse era reale e non solo una speculazione della stampa. Il giornalista ha inoltre spiegato che il Napoli vedeva in Neymar un rinforzo di impatto globale, capace di portare il club a un nuovo livello di visibilità internazionale. Il tipo di stella che De Laurentiis ha sempre sognato di portare per rafforzare sia il marketing che il rendimento sportivo della squadra. Tuttavia, il sogno è durato poco. Sparnelli ha rivelato che, man mano che le trattative avanzavano, il club si rese conto che sarebbe stato troppo rischioso investire in un giocatore con una recente storia di infortuni. Neymar, che stava affrontando gravi problemi fisici, non offriva le garanzie necessarie per sostenere il ritmo intenso e le esigenze tattiche di Conte. Inoltre, dopo lunghe riunioni interne, il Napoli decise di reindirizzare l'investimento su Kevin De Bruyne, che è poi diventato il grande colpo della stagione, una scelta che, col senno di poi, si è rivelata estremamente azzeccata. Il Napoli ha preso seriamente in considerazione Neymar, ma poi ha riposto tutta la sua fiducia in De Bruyne. Il brasiliano restava un sogno, ma i problemi fisici e i costi dell'operazione hanno spinto il club a cambiare direzione, ha concluso Sparnelli. La rivelazione del giornalista conferma che il progetto del Napoli è sempre più ambizioso e internazionale. L'interesse per Neymar dimostra che De Laurentiis e Conte non hanno paura di puntare in alto, anche mantenendo una politica di prudenza finanziaria. E anche se la stella brasiliana non è arrivata, il semplice fatto che il Napoli si sia avvicinato a un giocatore di tale calibro conferma il nuovo status del club. Oggi una potenza rispettata in Europa e una destinazione possibile per le grandi stelle del calcio mondiale. E ora, tifoso del Napoli, vogliamo sapere la tua opinione. Ti sarebbe piaciuto vedere Neymar con la maglia azzurra? Pensi che il club abbia fatto bene a rinunciare al fuoriclasse e puntare su De Bruyne? O sarebbe stato un rischio che valeva la pena correre? Lascia la tua opinione nei commenti e manda subito un super thanks per rafforzare ancora di più la nostra comunità appassionata del Napoli.